206 carabinieri e 127 poliziotti in arrivo in Veneto, la decisione del ministro dell'Interno Salvini per rafforzare la sicurezza soprattutto a Venezia, Padova e Verona. Allarme spaccate a Padova, oggi un vertice tra sindaco, prefetto e questore per decidere una strategia contro l'incubo dei colpi, botta e risposta tra Salvini e Giordani sul caso padovano. Non si placano le polemiche dopo la mozione approvata in Consiglio Comunale a Verona contro l'aborto, i vertici del PD chiedono la testa della capogruppo che ha votato con la Lega. E proprio il promotore della mozione antiabortista Alberto Zeiger si è espresso così alla trasmissione La Zanzara di Radio 24, i gay una sciagura per la conservazione della specie, l'ira dell'associazione Pro Gay. Fermato dai carabinieri l'autore del rogo nella palazzina di San Martino Buonalbergo dove erano ospitati anche i migranti e il proprietario italiano dell'immobile, ma non sarebbe un gesto per motivi razziali. Ennesima tragedia nei campi a Valdobbiadene, un pensionato agricoltore finisce schiacciato dal suo stesso trattore. Aperto stamane con una cerimonia nel sacrario di Fagarè, il raduno degli alpini della sezione di Treviso, domani mattina la tradizionale sfilata. A pochi giorni dal 55esimo anniversario della tragedia del Vajont, domani sera alle 21:40 su Antenna 3 il nostro documentario sul disastro che il 9 ottobre 1963 costò la vita a quasi 2000 persone. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito ora dai titoli. In primo piano l'allarme spaccate a Padova, oggi un vertice sindaco, prefetto e questore, ma sull'emergenza criminalità scoppia anche la polemica tra Giordani e il ministro Salvini che nel frattempo ha deciso l'invio in Veneto di oltre 300 uomini tra carabinieri e polizia per la sicurezza, rafforzamenti soprattutto per Venezia, Padova e Verona. Sentiamo. 7 spaccate da venerdì scorso a giovedì notte, 34 in poco più di 2 mesi e 142 dall'inizio dell'anno. Sull'assalto della criminalità a Padova si è tenuto un nuovo vertice d'urgenza tra il sindaco Giordani, il questore Fassari e il prefetto Franceschelli. A confermare l'emergenza la decisione del Viminale che ha comunicato l'arrivo in Veneto di 206 carabinieri e 127 poliziotti. A Padova in particolare sono attesi 10 nuovi agenti di polizia entro il mese. Per la fine di novembre è previsto anche un aumento di organico tra le fila dei carabinieri, ma è stato un annuncio condito da un affondo polemico da parte di Matteo Salvini. Prendo atto che molti amministratori di centrosinistra, ha detto il ministro dell'Interno, chiedono aiuto al governo dopo anni di sciagurate politiche buoniste targate PD. Giordani ringrazia e controbatte, non sono concessioni, dice, penso sia un dovere per un ministro dell'Interno stare vicino alle comunità che registrano esigenze specifiche sul tema della sicurezza, ovviamente senza colore politico. Hanno sfondato le vetrine del bar. Mi si casca il mondo addosso. Quella appena trascorsa è stata una nuova settimana di passione. La spaccata in via Berchet aveva fatto registrare modalità diverse oltre che l'uscita dal centro storico, ma a martedì all'alba l'assalto alla caffetteria del presidente di Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, seguita la notte dopo da quello ad un locale storico come l'Antico Brolo, ha riportato l'allarme nel cuore della città. C'è volontà di catturare questo delinquente, perché è un delinquente, questo non è un ladro, è un delinquente. La spaccata alla pasticceria di via Forcellini della vicepresidente dell'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi di Padova, Federica Luni, in una serata agitata anche in zona fiera, ha spinto Bertina a parlare di colpi che sembrano selezionati per creare ancora più inquietudine tra gli operatori economici e l'intera cittadinanza. Noi ci sentiamo adesso impotenti e non sappiamo come reagire. Ed ancora cronaca, un furto messo a segno la notte scorsa nel negozio Pinarello in centro a Treviso. In pochi secondi i ladri sono fuggiti con 6 bici per un valore di circa 50.000 euro. 22 secondi, tanto è bastato la notte scorsa intorno alle 4 a 3 individui con il volto coperto per forzare la porta d'ingresso del negozio Pinarello in via Casa di Riposo in centro a Treviso, rubare 6 biciclette e fuggire a piedi. Hanno preso praticamente quelle più belle, quelle che erano in vetrina, il valore si aggira circa sui 50.000 euro, quindi credo, siamo quasi sicuri
che non dico sia su commissione, ma sicuramente sapevano quali bici prendere. Un furto probabilmente studiato nei minimi particolari. È possibile che prima di entrare in azione la banda abbia fatto dei sopralluoghi per andare poi a colpo sicuro, sapendo già che bici rubare. A supportare questa ipotesi le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza ora in mano agli uomini della questura. Nel video si vede proprio che uno dei tre probabilmente aveva preso un'altra bici che abbiamo vista che è rimasta a terra, non era quella che cercavano loro, gettata a terra, hanno preso l'altra del valore doppio e da lì si è capito che sapevano cosa prendere. La prima ad accorgersi di quanto accaduto la sorella di Fausto Pinarello, Carla, che abita proprio davanti e che ha sentito scattare l'allarme. Quando si è affacciata dal balcone ha visto che all'interno del negozio mancavano le biciclette. È possibile che i tre si siano allontanati a piedi per poi caricare le bici a bordo di un furgone parcheggiato poco distante. Adesso alla famiglia Pinarello, già in passato vittima di altri furti nello stabilimento in strada Ovest, ma mai prima d'ora nel punto vendita in centro storico, resta l'amaro in bocca. Pensavo personalmente, ho detto vabbè, se è sempre andata bene, forse basta così. E purtroppo non è andata così e l'amaro rimane sempre. E posso capire cosa possono provare i negozianti, altri negozianti, quando vengono derubati e qualcuno ho sentito che non ha più ripreso l'attività perché effettivamente è un danno troppo grande a volte, quindi questo a me fa pensare molto e mi rattrista molto. Ed ora il caso ormai nazionale della mozione anti-abortista approvato dal Consiglio Comunale di Verona con l'avallo della capogruppo del PD. Sia i vertici del partito che i consiglieri comunali veronesi ne chiedono le dimissioni. Per una volta la posizione è univoca. Giù le mani della legge 194. Io penso che non si possa dire che Verona è una città per la vita. Verona dovrebbe essere una città per la vita di tutti, comprese le mamme, comprese le donne. Il Partito Democratico si schiera compatto contro la presa di posizione della sua capogruppo in Consiglio Comunale a Verona, Carla Padovani, che ha votato a favore della mozione della Lega contro l'aborto e a sostegno delle associazioni cattoliche che mettono in campo iniziative contro l'interruzione di gravidanza. Dal segretario nazionale Maurizio Martina ai circoli locali il coro è unanime, giù le mani dalla legge 194. Che una simile iniziativa sia partita da Verona città del ministro della famiglia Lorenzo Fontana, non nuovo, uscite a dir poco conservatrici, fa drizzare le antenne a chi invece invoca la libertà del singolo a decidere per se stesso. Non vorrei che questa fosse una scusa per altri in maniera molto per approfittare e ripeto fare tuffi nel passato in una materia che credo su cui passa la dignità della vita, dei diritti delle donne. Voglio ricordare che ancora oggi ci sono 24.000 morte, persone morte, donne morte perché abortiscono in maniera del tutto inadeguata. Quindi non togliamo garanzie sanitarie alle donne perché sarebbe criminale, aumentiamo le garanzie dal punto di vista dell'aiuto psicologico, economico e di assistenza. La destra a Verona ci riporta al Medioevo, commenta il segretario veneto del partito Alessandro Bisato, che invoca le dimissioni di Padovani, chieste formalmente dai consiglieri comunali del suo gruppo che l'hanno sfiduciata. Non riconoscersi in quelli che sono i valori fondanti di un centrosinistra democratico che ha lottato anche in questo campo per far avanzare la società italiana. Quindi credo che questo debba essere discusso nelle sedi opportune del partito. La diretta interessata si difende affermando che la vita è un valore universale e non di partito. Ho votato secondo coscienza, dice, sulla legge 194 non mi sembra che il PD abbia una linea chiara, non mi aspettavo tutte queste polemiche. La smentisce l'ex ministro all'istruzione Valeria Fedele, che invece parla di linea rispetto all'aborto che non si presta a interpretazioni. Dimissioni sì, aggiunge, ma espulsione no. Sarebbe un errore grave che riporterebbe la sinistra ad epoche da dimenticare, conclude. La legge 194 è una legge dello Stato, ma abbiamo un problema di denatalità. Le donne che vogliono portare a termine la gravidanza vanno aiutate. Così l'assessore regionale Elena Donazzan, che offre la sua solidarietà alla capogruppo veronese del PD, finita nella bufera. Non solo i vertici del PD.
Sono numerosissimi, soprattutto sul web, i militanti indignati che chiedono le dimissioni dal partito della capogruppo veronese Carla Padovani, rea di aver votato con la maggioranza leghista una mozione che dichiarava la città scaligera a favore della vita, impegnandosi a sostenere associazioni contrarie all'aborto. Al suo fianco si schiera invece l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che invoca il primato della coscienza sugli ordini di scuderia. Ha fatto bene, la rispetto, e ogni politico dovrebbe votare secondo coscienza e non secondo discipline di partito, peraltro partiti che oramai sono superati dalla sensibilità dei cittadini, che non riconoscono più gli schemi rigidi. E quindi io sono a fianco di quella donna che in maniera coraggiosa ha votato secondo coscienza. L'amministrazione comunale veronese ha messo in campo un'iniziativa lodevole, sostiene Donazzan, che non mette in discussione né la libertà di scelta né la legge vigente. La legge 194 è una legge dello Stato, bene, ma abbiamo un problema di denatalità in Italia e forse dobbiamo aiutare le donne a portare a termine la gravidanza e non solo a favorire l'interruzione. E proprio il promotore della mozione antiabortista di Verona, il consigliere leghista Alberto Zelgher, si è espresso così sugli omosessuali alla trasmissione La Zanzara di Radio 24. I gay, ha detto Zelgher, sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Provate a mettere in una città una popolazione di omosessuali, dopo 100 anni è estinta. È matematico e io sono laureato in matematica. Parole destinate a creare nuove polemiche. I rapporti omosessuali, ha aggiunto Zelgher, dipendono molto dalla psicologia della persona, lo dicono esperti americani. Immediata la replica di Fabrizio Marazzo, portavoce di Gay Center. Le dichiarazioni di Zelgher, dice, sono oltre che false, offensive e discriminatorie, e ha annunciato che l'associazione sta valutando in proposito azioni legali. È stato fermato mentre stava per fuggire Gilberto Felisi, accusato dai carabinieri di Verona di essere il responsabile del rogo in una palazzina di via 20 settembre a San Martino Buonalbergo. Nell'immobile erano anche ospitati dei richiedenti asilo, ma gli inquirenti escludono possa trattarsi di un gesto per motivi razziali. Le immagini della videosorveglianza, il fumo, un'ombra che si intravede mentre si allontana dal palazzo. Delle immagini di videosorveglianza abbiamo acclarato che c'era una figura umana che era entrata all'interno della concessionaria e che pochi istanti prima che scoppiasse, che ci fosse la deflagrazione per poi che facesse scoppiare l'incendio. Quindi le indagini serrate dei carabinieri di Verona ed il cerchio che si è chiuso intorno ad Arrigo Gilberto Felisi, 58 anni, ex titolare della Felix Moto. Sarebbe lui il responsabile per gli inquirenti dell'incendio scoppiato in una palazzina a San Martino Buonalbergo la notte dello scorso 18 settembre. Un'esplosione violenta ed il fuoco che aveva avvolto gran parte dell'immobile. 25 gli appartamenti evacuati, 6 dei quali erano affittati da una cooperativa che aveva ospitato 24 migranti, ma dietro a questo rogo non ci sarebbe alcun movente razziale. Riteniamo di poter escludere che il gesto fosse finalizzato a danneggiare chi che sia all'interno di quel palazzo, cioè a danneggiare fisicamente la persona fisica di un abitante del palazzo. Un uomo che stava passeggiando con il cane sul lato opposto della strada era rimasto ferito, colpito dai frammenti di vetro e ferro. Una notte di terrore e disperazione, tante le famiglie rimaste senza casa. Felisi è stato prelevato nella sua villa mentre stava per fuggire. Aveva capito che ormai era solo questione di ore. Voleva lasciare Verona, ma i militari sono andati a prenderlo. Addosso aveva i segni dell'incendio, bruciature sulle braccia. Secondo gli investigatori aveva utilizzato della benzina come accelerante. Il movente potrebbe essere il tentativo di incassare la polizza antincendio. Potrebbe essere riconducibile a questioni economiche, ma su questo aspetto dobbiamo ancora compiere ulteriori accertamenti che sono stati rimandati proprio per impedire la fuga del soggetto. Il reato contestato all'uomo per ora è solo procurato incendio. Un cittadino del Mali di 27 anni è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Padova per droga. 2 agenti avevano notato che il giovane, vedendo che gli si avvicinavano, ha gettato a terra un involucro sospetto ed è scattata la perquisizione. Il cittadino straniero richiedente asilo, in regola con i documenti, ha cercato di sottrarsi al controllo innescando una rissa con i poliziotti, tanto che il maliano è finito nel fiume. Immediatamente soccorso, l'uomo è stato portato nelle celle di sicurezza della questura. Lunedì mattina sarà sottoposto a giudizio per direttissime. 2 poliziotti nella colluttazione hanno riportato 20 e 12 giorni di prognosi, ciascuno riportando una frattura ad una mano e la distorsione di una caviglia.
Martedì sarà insignito a Bruxelles a titolo di cittadino europeo 2018 e di lui oggi si scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, note positive con una stonatura ai fatti di Riace in tema di immigrazione e accoglienza, dice il trevigiano Antonio Calò, gli esempi virtuosi vengono prima presi di mira. Il giornalista e storico Ernesto Galli della Loggia scrive di lui sul Corriere della Sera suggerendolo per la carica di alto commissario all'immigrazione con poteri speciali. E martedì a Bruxelles sempre lui sarà insignito del titolo di cittadino europeo dell'anno. Il professor Antonio Calò, famoso per aver accolto in casa 6 migranti, non si sottrae a questo tipo di riflettori, ma dopo l'arresto del sindaco di Riace Mimo Lucano non si stupirebbe di diventare a sua volta un bersaglio. Siamo un esempio, ma perché aver paura degli esempi? Poi si può migliorare, poi ci possono essere stati degli errori, però secondo me guardiamo oltre, appunto, guardiamo cosa è stato fatto, come è stato fatto e cosa ha mosso, in senso positivo. Non dobbiamo solo e sempre guardare al male, guardiamo anche al bene e non dobbiamo sempre sistematicamente delegittimare chi cerca di sporcarsi le mani per costruire qualcosa di positivo. Non intendo più tacere, continua Calò, che non vede nello stop agli sbarchi la soluzione del problema immigrazione. Una visione realistica deve tenere presente delle persone che ci sono già e risolvere un problema che non è differente, cioè dare un senso a questa presenza. E la soluzione avanzata invece dal professore è superare il sistema delle coop e costituire sotto la sorveglianza dei comuni dei nuclei dei 6 immigrati che si autogestiscano e seguano un percorso di inserimento. Metodo intelligente, economico e senza burocrazia, lo definisce Galli della Loggia nel suo corsivo. Calò si dice pronto a parlarne con chi di dovere, sottintendendo il governo, anche domani, se ci fosse la reale volontà di risolvere il problema. Se invece non vorranno risolverlo creando queste situazioni di grande imbarazzo, perché inevitabilmente ci potrebbero portare allo scontro sociale, che è una delle cose peggiori che... Ma allora qua bisogna dirlo, allora io andrò in giro dicendo lo Stato non mi ha voluto ascoltare, le conseguenze saranno queste e ognuno si prenda le sue responsabilità. Ed ora una notizia appena giunta in redazione: un uomo di 54 anni è stato trovato morto a Vicenza per la probabile caduta dal 4º piano di un palazzo. Il corpo è stato rinvenuto da 2 operai che stavano effettuando interventi di manutenzione elettrica. Nel caseggiato immediato l'allarme ai sanitari del SUEM 118 dell'ospedale San Bortolo, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto per i rilievi di polizia di Stato con il reparto della scientifica. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla morte del 54enne. Ed ancora cronaca, ennesima tragedia nei campi a Valdobbiadene, un 63enne finisce schiacciato dal suo stesso trattore. Tutto in pochi istanti, la distrazione è dovuta alla sicurezza di aver fatto quel lavoro milioni di volte, ma è bastata questa disattenzione per perdere la vita. Danilo Agostinetto, agricoltore pensionato di 63 anni, è morto sul colpo dopo essere stato travolto e schiacciato dal suo stesso trattore. Ieri sera si trovava nel terreno agricolo di sua proprietà a Saccol di Valdobbiadene, la moglie Pierina in casa ad attenderlo, ma non è mai tornato. L'errore fatale: scendere dal mezzo e lasciarlo in sosta su un terreno impervio e scosceso. Il trattore ha cominciato a muoversi senza che il 63enne se ne accorgesse. E quando gli è stato chiaro cosa stesse accadendo, era troppo tardi, il mezzo l'ha colpito in pieno. A nulla sono valsi i soccorsi apportati dai carabinieri, che hanno solo potuto constatare il decesso e lasciare che il SUEM 118 trasportasse la salma all'obitorio di Montebelluna. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Formalmente aperta la crisi aziendale alla Miteni di Trissino, i sindacati dei lavoratori saranno ricevuti dal prefetto. Ecco che cosa chiedono. Lunedì mattina i sindacati e le RSU dei lavoratori della Miteni saranno ricevuti dal prefetto di Vicenza Umberto Guidato.
Il rappresentante del governo in provincia è la prima tra le istituzioni sollecitate ad aver accolto la richiesta di incontro dei lavoratori, dopo aver proclamato lo stato di agitazione a seguito dell'intenzione dell'azienda di Trissino di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria. La dirigenza ha annunciato di voler sospendere gran parte delle lavorazioni per poter eseguire un esteso intervento di manutenzione a seguito anche della recente rottura di uno dei serbatoi di stoccaggio dell'acido fluoridrico. Visto il drammatico momento in cui ora si trova l'azienda chimica di Trissino nell'occhio del ciclone a seguito della bufera per l'inquinamento dei FAS, i sindacati chiedono l'istituzione di un tavolo di regia con tutte le autorità competenti che governi la crisi annunciata. I lavoratori temono di giungere alla perdita del lavoro. 4 i punti su cui chiedono di intervenire: tutele sanitarie e previdenziali per i lavoratori contaminati, messa in sicurezza di tutti gli impianti produttivi e bonifica del sito, ripristino degli organici e potenziamento delle squadre di emergenza e garanzie sulla stabilità occupazionale. I sindacati, nonostante le ultime rassicurazioni, affermano che l'azienda non avrebbe compiuto nel tempo i necessari investimenti per realizzare opportune opere di messa in sicurezza, che invece ora costringono i lavoratori a stare a casa ufficialmente almeno per 3 mesi. Si è aperto questa mattina con una cerimonia nel sacrario di Fagarè, il raduno degli alpini della sezione di Treviso. Domani mattina è la tradizionale sfilata. Vediamo. Sotto una pioggia battente, in uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra, il sacrario di Fagarè, si è aperto il raduno nazionale ANA di Treviso. Presenti le autorità civili e militari che hanno presenziato alla cerimonia. Ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi, coinvolti nel raduno da un progetto che li ha visti realizzare testi, plastici e disegni. La memoria parte dai ragazzi, bisogna far conoscere ai ragazzi quello che non sanno ancora e spiegare a chi non ha ancora capito cosa è stata la guerra. Il sacrario, realizzato vicino al Piave, fiume che fece da scenario ai combattimenti del primo conflitto, diventa così il luogo del ricordo, ma anche di una pace che va tutelata dalle nuove generazioni. Avere qui gli alpini vuol dire solidarietà, è una parola che rappresenta tutto ciò che si può del futuro, di insegnamento alle nuove generazioni. Oggi ha parlato il cuore e il cuore ha parlato di solidarietà. Gli austro-ungarici nei territori occupati dopo Caporetto. Il raduno proseguirà poi stasera con un concerto unico che vedrà esibirsi 100 voci accompagnate da 100 trombe. Il clou poi domani mattina a partire dalle 8. Comincerà l'ammassamento alla golena del Piave, partendo poi dal sacrario di Fagarè, il bus a navette porteranno la gente. Sfileremo alle 9:50 lungo la Pustumia fino qui al sacrario di Fagarè, dove faremo l'onore alla bandiera, l'onore ai caduti e la nostra messa. E poi rompete le righe. Siamo allo sport basket, la stagione ricomincia domani dal Palasport Tagliercio contro Fiat Torino. De Raffaele, siamo pronti, ma affrontiamo una squadra molto determinata. Una nuova stagione, una nuova avventura, e come tutti gli inizi di stagione c'è molto desiderio da parte nostra di vedere, e soprattutto c'è molto desiderio anche di accettare queste sfide, perché comunque iniziamo già con tante sfide importanti, e devo dire che c'è anche emozione, perché comunque è un inizio di una nuova stagione con una squadra che comunque ha cambiato, che in questo prestagione ne ha viste di tutti i colori, quindi c'è anche l'emozione poi per forse la prima volta che giochiamo una prima di campionato in casa. Si riparte domenica al Palasport Tagliercio alle 18:15 contro Fiat Torino. Una squadra che ha già fatto vedere nelle loro 3 partite ufficiali, 2 di Supercoppa e una di Eurocup, di essere una squadra solida, una squadra molto atletica, che fa dell'atletismo, della corsa e della presenza fisica una delle proprie armi, allenata da naturalmente un personaggio che non scopro io, molto ambiziosa, una di quelle squadre che potrà assolutamente recitare un ruolo da protagonista sia in campionato che in Coppa, e quindi una squadra da prendere da rispettare, e che dobbiamo affrontare però con le armi che abbiamo in questo momento. In campo ritroveremo parte della vecchia squadra orogranata e i nuovi acquisti che abbiamo conosciuto al termine dell'estate, tra cui Valerio Mazzolla, che sul parquet del Palasport Tagliercio incontrerà una vecchia conoscenza. Sarà emozionante perché comunque il primo esordio con una nuova
nuova maglia ha sempre il suo fascino, e in più rivedere la squadra dove hai passato 2 anni belli e vittoriosi ti dà quell'emozione in più, quindi è il nostro lavoro, viviamo per le emozioni. Domani sera alle 21:40 andrà in onda su Antenna 3 lo speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Vi ricordo quindi domani sera alle 21:40 su Antenna 3. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, ci attende una domenica piuttosto instabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo molte nubi sin dal mattino, con piogge e temporali diffusi un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche schiarita in più a partire dalle province meridionali, entro la serata fenomeni in cessazione su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra 19 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il maltempo. Il cielo sarà molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi piuttosto frequenti, specie nella prima parte della giornata. Poi, col passare delle ore, qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 18 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sin dal mattino con piogge a macchia di leopardo possibili un po' su tutti i settori, alternati a qualche pausa più asciutta e anche soleggiata. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime sui 14 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.